Salute a tutti, sono Benito Rauso all'Itteras, sul programma di IA TV, pochissimo di sta letteratura dei sardos. Seso in Castello, seso in compagnia di un amico, De Francisco Casula, che è bene a Sagatà e di Don Rauso. Grazie, saluti Francisco. Salute e grazie a voi. Oggi questionamos di un bello traballo, una bella faina che questiona della regione, un argomento umano importante, come questa letteratura sarda e la civiltà di sarda. Per questo traballo, questa bella faina, Francisco Casula ci ha posto più di 10 anni, ma è un bello che sia da tutto si conta come nasce e come cresce questo traballo, questa antologia nareus di scrittori sardos. E nasia in questi ultimi anni, ho cominciato a scrivere su 2001, però l'ho pensata me da prima. Insegnante mi sono accattato che la Sardegna in scuola non veste la letteratura, non veste la lingua sarda, non veste la civiltà, non veste storia. E ho creato sempre dell'insegnare che è tutto, però me da collega mi narraiano, ma non teniamo mezzi didattici, che mente vaghimus, non faghe, e dunque mi sono posto a Bonalena e in 10 anni, anzi scancando in prusu, ha scritto questo 2 volumi. Parto dai su 1000 e arrivo a oggi. Medas autores sono galuvivos. Come ti hai lavorato per scegliere gli autori che sono intro di questa raccolta? Questa è la questione più manna e più difficile. A Savine ho separato 2 criteri. Sul primo, abbiamo la qualità estetica, che vale per tutti. Sul secondo, l'identità. E dunque, autori pur sardos, però non tengono a intro del suo romanzo, delle sue opere, delle sue poesie, l'identità, che lo sappi scartare. Questo è un criterio che si può discutere, però per conto mio è l'unico criterio importante. E dunque sappo separare gli autori che possono andare in su mondo con pistocco in bertula. Se altri tenen pazienza, non mi interessano in questo momento e in questo 2 libri. Si conta se che documenti è concordato questo libro? E sconcordato in questa maniera. A comincio vestono un po' la vita dell'autore, le opere che hanno scritto, ed è detto canchi passo, canchi parte, canchi arrogo dell'opera più importante mancare. In più resta il giudizio dei critici, la valutazione, l'analisi mea, e a cabo azzudos per gli studenti, propostas pro vagere chircas, proposta pro vagere relazioni, proposta pro studiare questo autore, creando di lo motivare. Quali è la DPS per lui la circolazione di un lavoro di oggi? Penso a scuola prima di tutto, oppure? Questo è un libro certamente che ha scritto per le scuole, mescamente per le scuole superiori, per i licei, però può servire per tutti. E dunque io sto cercando di lo presentare in Tottube, che l'ha già presentato in Italia, a Roma, su Campidoglio, a Ostia, a Ciampino, a Biella, a Udine, e in Sardegna che la può presentare in una vintena di villas e di città. L'idea mia però è stata seguire a lo presentare per lo che conoscere per le biblioteche, però pure un po' gente sarda normale e tengono la curiosità di conoscere la letteratura sarda e non conosciamo, questo lo ripeto, è importante, non è possibile e noi non conosciamo la letteratura nostra, o conosciamo teniamo Carducci e Leopardi e andrà bene, ora insegniamo per 40 anni, o conosciamo Pascoli ma non conosciamo Peppino Mereu. E ha scritto, ma Peppino Mereu non tiene nulla da invidiare ai poeti maledetti francesi. Ma Montanari te tiene da invidiare a uno Aleardo e a uno Pratti. E te tiene da invidiare Salvatore Satta, e per me su un manno romanziere sardo, a sono romanzieri europei e mondiali. Noi non teniamo da invidiare nulla, teniamo questa qualità artistica e dunque la dobbiamo conoscere.
Quali stati a finza se moi sa risposta dessa gente o fino a delle autorità, delle amministrazioni? Beh, la amministrazione, la risposta si sta paga o nuda. Invece se una risposta bella resti sta prima di tutto da parte dei emigrados. In su Campidoglio più di 260 persone, una cosa mai vista per conto mio. In Ostia Gaitotto, in Ciampino, in Udine, in Biella, però una bella risposta la dà pure a Steddo, anche la può presentare in sa biblioteca universitaria, più pure in 20 persone, e dunque arves questa curiosità di conoscere. Tocca de seguire alla presentare in tottube de un bin che sa gente è importante a nostra civiltà nostra. Io la proposto vinzasi su titolo. Non è una letteratura solo questa, letteratura è civiltà della Sardegna. A una letteratura, se non è civiltà di un popolo, se non rappresenta su popolo fatto, su storia di un popolo, naraia da Pierpaolo Pasolini, se non è giusto, la letteratura è vuota retorica e dunque, per conto mio, la letteratura è storia, è su costume della Sardegna, è la lingua della Sardegna. Tu hai asinato che c'era un criterio di identità, noi vogliamo uscire una curiosità di che qualcuno autore mancai se che poi non si più ha rappresentato in questo lavoro tu e che oggi tu lo dovresti fare forse si ya sta arrangiare qualcuna cosa, ci sta pone a qualcun altro o ya sta lasciare come testa. E me da si sono che sceauso a non biuri, non si sono attausi in drainto, ma io non ho un craresa, non mi importa nulla, e a poseperare il suo criterio e il suo criterio può con me andare bene. Tenze ho intenzione di scrivere sul terzo volume, ma non proporre dos autori si sono lamentati, proporre un argomento che capo trascurare in questo due volume, teatro sardo, musica sarda e canzone sarda. Ma partendo dai sarvidas, partendo dalla base, canzones, teatro e musica, è pau. A noi abbiamo una ricchezza incredibile sopra la musica tradizionale, sopra il teatro, tocca della fare conoscere. E dunque il gruppo di sarvidas, il gruppo vinzar minores, io penso di loro valorizzare scrivendo sul terzo volume. L'editore è d'accordo e dunque ho la stare a uomo mi canda a mare, tocca a cominciare a scrivere di nuovo. L'editore grafico del Parteola, da ricordare, questa via fino a questa domanda che ti devi avere, che adesso su traballo che si fende, che io sta a fare po' grasi, si dà già in aula, è stato un volume di questo traballo e tutto, però siccome tu sei in mezzo di mille vainas di lingua sarda, di cultura sarda, e premi letterari, e articoli, e conferenze, e cose, non si conta sì che anche un'altra cosa pure di questa faina tua, hai fatto conferenze in Frumini, sempre di storia e di letteratura, e ti in programma, po' grasi o posso tempo venidore? Proprio quest'ardiese sto accabando un corso di lingua sarda in Genuri, in Villa Mar, e a Mara Arbarei, in sardo, e in Guspini. E a Cabasi Stade devo cominciare un corso di lingua sarda in Bidda Cidru, in Serrenti e in Babillonis. Ma i terrenare il corso di lingua sarda, io non allego di lingua sarda in questo corso, allego di storia però in sardo. L'importante è utilizzare, di impreare la lingua sarda in mente un medio veicolare, però allegare di tutto. Francesco Caliesti si spera, per suo tempo sbenidori, per suo sardo, per la cultura sarda, potrai la cultura in soro ai sardos. Si spera che i sardi si umbincano e senza lingua, senza storia, non possono vivere. Naraia subiato di Ciccitu Masala, a un popolo che li può moe tutto e si da vivere, si che li moe sa lingua che è morto. Ascolta Francisco, questo libro è in italiano, che hanno presentato il libro se fa in letteraria in italiano pure, ma non ci si pensava a dove in sardo pure. E l'ho pensato medar vortas, però poi ho deciso di cominciare a entrare in queste scuole, diretto un libro solo sardo.
è più difficile e dunque se entrare in questa scuola andiamo a bello in italiano, però poi in questa letteratura in banta poente pruso dei suoi autori e dei suoi testi sono in sardo. E difatti, sì. E intanto, grazie a Francesco Casulo per questa bella faina, poi se benio a Sagattai, e a vosaltros si donate appuntamento a un'altra D, a un'altra puntata dell'Itteras, sul programma di EIA TV, per questionare della letteratura dei sardos. A Sibiri. Adios.